Buonasera. Martedì 10 marzo, siamo in diretta come sempre da Rete Veneta, di nuovo con Focus. Ben ritrovati, la politica e soprattutto il Veneto tradito dalla politica, non certo dalla politica locale, dalla politica dei sindaci, dalla politica piuttosto nazionale, dalla politica dei palazzi romani, che ha un suo tipo speciale di federalismo molto egocentrico, molto autoreferenziale, molto egoista, trascura il nord-est, trascura in particolare il Veneto e prende decisioni che superano bellamente le esigenze di questa regione. Siamo stati traditi come Veneto dalla politica nazionale e i politici sanno comunicare sufficientemente bene, cioè riescono a far arrivare i loro messaggi oppure creano grandi equivoci, creano grande confusione. Sentiamo proprio da Stefano Vietina, che ha scritto un libro molto bello che vi consiglio di leggere, L'avventura della comunicazione, storie professionali e previsioni. In che senso, Vietina? Ma diciamo che il libro nasce dall'esigenza di capire cosa è successo in questi ultimi 20 anni, quando le nuove tecnologie si sono inserite prepotentemente all'interno del mondo della comunicazione. Quindi ho chiesto ad alcuni colleghi di scrivere la loro storia professionale per far capire come le nuove strumentazioni hanno influito e stanno influendo anche su quelli che sono i contenuti. Per cui un dato di fatto è che oggi comunicare è molto più complesso, ci sono molti più strumenti di comunicazione, molte più fonti di comunicazione, e quindi gestire, penso, anche per i politici la comunicazione diventa senz'altro più impegnativo. Ecco, senta Vietina, a proposito di comunicazione della politica, no? In questi giorni il governo ha mostrato, insomma, ha rappresentato quello che è il piano per l'edilizia, no? Qualcuno ha detto in maniera ancora molto vaga, si dice il 20% di possibili ristrutturazioni nelle abitazioni private, il 30% nelle aziende, però forse non è detto che la concessione edilizia possa essere concessa dal comune, ma sarà fatta... Insomma, non c'è un problema proprio di chiarezza nei messaggi della politica, cioè su questo e altri argomenti devo dire che molto spesso le note che arrivano da Palazzo Chigi o dal Parlamento sono abbastanza indecifrabili, certo, delle volte. Certo. No? Ma se uno volesse essere un po' cattivo dice che è chiaro nella comunicazione chi ha le idee chiare, no? E quindi questo è il presupposto. Può darsi che ci siano dei problemi talmente complessi che si fa fatica a renderli chiari e semplici. Così come nel mondo politico è chiaro che sono tante le forze che convergono su alcuni obiettivi, quindi è difficile raggiungere, diciamo, un progetto che sia unanimemente ritenuto, no? Valido. Il paradosso che abbiamo è che abbiamo come Presidente del Consiglio forse il più grande comunicatore, che però costantemente deve smentire quello che gli altri hanno interpretato del suo pensiero, quindi sarebbe bello da farci anche una tesi di laurea su questo, secondo me, proprio capire come un grande comunicatore riesce a essere male interpretato costantemente. Evidentemente c'è un vizio non è possibile che noi giornalisti comprendiamo sempre male, certo, per certo. il Presidente del Consiglio. Può darsi che qualche volta si equivochi. Certo. No, ma io faccio parte della categoria, quindi tendo, anche se è una categoria, insomma, che comprende poi tutto, tengo a salvare la categoria di giornalisti. Dico che effettivamente è difficile non essere male interpretati, specialmente quando ci sono delle grosse forze in ballo, no? E quindi vengono anche i concetti, le idee tirati un po' da una parte e un po' dall'altra. Ecco,